Un anno fa, con l'annuncio l'ex premier Conte, iniziava il lockdown. Piombavamo quindi nelle nostre case con l'allarme Covid, un allarme da cui ci siamo poi abituati, che ovviamente a un anno di distanza non può che stancare, rendere ancora più difficile la situazione di sopportazione. Sappiamo che però il vaccino è l'unica cura che ci può aiutare al momento per uscire da questo gravissimo problema che ha ripercussioni non solo per l'economia, ma l'abbiamo visto anche questa settimana, anche per i più giovani, anche per i ragazzi che sono costretti a rinunciare alla didattica in presenza. Vogliamo fare un punto della situazione di un anno, ma anche attuale, per capire dove stiamo andando a questo punto, con il vicepresidente e vicegovernatore della regione, Riccardo Riccardi, con noi in collegamento. Buonasera. Buonasera a voi. Allora, parlavo, vicegovernatore, probabilmente è uno dei momenti più difficili questo, anche se forse potrebbe essere l'ultimo miglio. Lei pensa che sia il più difficile? Sì, penso che sia oggettivamente tutto sommato il più difficile, perché per una serie di ragioni, perché prima di tutto perché è passato un anno e questo anno pesa, ti dà delle cose in più, nel senso che conosci delle cose in più, hai nel corso di questo anno avuto l'opportunità di mettere a punto molte cose, è arrivato un vaccino, il personale sanitario e gli ospiti delle case di riposo sono già stati vaccinati, questo effetto lo si vede nella analisi di dettaglio dei dati che ogni giorno arrivano, ma nello stesso tempo questo ha fatto spendere molto al sistema, ha fatto spendere molto alla gente, al popolo, che da un anno vive in una condizione di libertà limitata, davanti a difficoltà economiche, davanti a una pressione sociale molto forte. E oltre a questo il rialzo della curva che deve tenere conto e inserirsi in questo contesto, in questo momento sta andando in maniera molto importante perché queste varianti presentano delle condizioni di velocità e di invasività molto più forti di prima. Vicepresidente, E queste sono le ragioni, a mio parere, che giustificano. Io non l'ho mai fatto, né ho mai minimizzato, né ho mai voluto estremizzare le difficoltà. Con buon senso, che spero mi abbia condotto nel corso di tutto quest'anno, dico che questa partita non è ancora finita, presenta condizioni di tensione estremamente elevato, si porta sulle spalle uno zaino molto pesante e tutti speriamo di essere arrivati all'ultima parte della galleria, perché adesso dipenderà dalla capacità vaccinale. Ecco, ultima parte di questa galleria, ma i numeri che ci imboccano in questa ultima parte della galleria, i numeri che arrivano direttamente dalla vostra task force anche a metà settimana, cosa ci dicono? Che abbiamo numeri da zona rossa, ce lo dica francamente perché sono in tanti che ci chiedono quando inizierà questa zona rossa. Fermo restando che ci sarà anche la decisione su questo nuovo DPCM, se ci saranno weekend più restrittivi oppure no, ma il Friuli Venezia Giulia ha dei numeri che ci portano in quella zona rossa? Ma guarda, intanto vedremo stasera la valutazione dell'Istituto Superiore di Sanità e quindi vedremo l'RT a che punto è, anche se abbiamo visto che l'RT ormai non è soltanto l'unico elemento che consente di variare colore, tanto è vero che noi siamo in zona arancione, avevamo deciso di farlo addirittura prima e l'RT sta sotto l'1. Il problema è la distanza della valutazione. Sicuramente io non mi sento di dire, non ho mai fatto colori, anche perché vedremo anche le eventuali nuove misure che il governo riterrà di mettere in campo. Quello che mi sento di dire è che al di là del rosso o dell'arancione, dove la differenza è ben poca, perché alla fine la differenza è l'apertura o meno di alcuni esercizi commerciali.
Questo però non deve farci derogare rispetto ai comportamenti che dobbiamo continuare a tenere, la grande prudenza che c'è davanti ad un sistema che sta colpendo molto, sul quale noi stiamo facendo un lavoro di isolamento importante al pari della campagna di vaccinazione. Quindi il momento è delicato, non è semplice e quindi va richiamata la stessa prudenza che richiamavamo nei primi giorni. Quali sono i numeri che più la allarmano in questo momento? Ricoveri ospedalieri piuttosto che la variante al 63%, i focolai delle scuole? Ma guarda, i numeri non sono mai letti da soli, no? È sbagliato leggere i numeri da soli, i numeri vanno letti insieme. Sicuramente l'aspetto che mi preoccupa di più è la pressione ospedaliera. Anche oggi vediamo una presenza importante, un aumento sia nei ricoveri di area medica che nelle terapie intensive. Quindi è chiaro che tutte le misure che devono essere fatte guardando lì. La misura della scuola guarda lì, perché a parte la riduzione del contagiato in termini di età, il problema è il movimento delle persone, la capacità del contagio al di là di poter soffrire delle situazioni critiche che lo riguardano e quella capacità invece di contagio nei confronti delle persone che poi inevitabilmente per cronicità o età hanno bisogno di un bisogno sanitario che purtroppo in maniera elevata sta continuando a essere molto presente nelle strutture ospedaliere. Questo riguarda noi e purtroppo riguarda anche altre regioni con indicatori molto più alti dei nostri. Dovremmo aspettarci nuove manovre ospedaliere da questo punto di vista per ricavare nuovi posti per l'area Covid. Avete fatto già una manovra per esempio sabato. Questo potrebbe ricapitare anche prossimamente. Ma guardi, noi avevamo riprovato a ritornare a attività normale riaprendo, in particolare nelle strutture di Palmanova, di San Daniele, le attività elettive, programmate, però abbiamo visto come il ritorno della curva ci ha imposto di rifermare queste cose. Quindi è un po' difficile fare delle previsioni, anche perché guardi, il problema vero non è poi alla fine, non sono gli spazi, il problema sono le competenze professionali che sono limitate, che non si trovano e qualora si trovassero pronti naturalmente ad assumere tutte queste professionalità che sono pronte ad essere assunte, ma per formare un sanitario di qualità da mandare nei punti di maggiore crisi a partire dai nostri pronti soccorsi non è sufficiente riuscire a essere assunti perché vince un concorso, hai bisogno di molto tempo per essere formato e in questo paese per troppi anni non si è pensato a quello che oggi diventa e diventerà al termine di tutta questa storia la vera emergenza del grande investimento nel capitale umano. Molta gente si chiede per esempio quando verrà vaccinata da qui ai prossimi mesi, ma io le chiedo non da quei prossimi mesi perché leggiamo ogni giorno che c'è una diminuzione di dosi che vengono fornite, adesso anche la Johnson Johnson. E da qui ad aprile però c'è una programmazione. Quante dosi vi arriveranno e quante persone potranno ricevere queste dosi, che ne so, gli over 80 adesso e poi non so, altre categorie da qui ad aprile? Guardi, io leggo molte cose, ascolto molte cose dalle televisioni e leggo molte cose sui giornali, quindi faccio un appello anche ai professionisti di qualità come lo è lei, perché spesso noi ci leggiamo delle cose che in realtà il Johnson Johnson verrà consegnato e prima di dire che verrà consegnato bisogna essere certi che venga consegnato secondo un certo programma, una certa data, una certa dose. Poi la gente legge queste cose, la disorientiamo. Noi oggi abbiamo 3 tipologie di vaccini disponibili e con queste 3 tipologie di vaccini possiamo inoculare sulla base delle caratteristiche che sono definite da un piano nazionale approvato con decreto del Ministro della Salute che ci dice, siamo in fase di conclusione, in quella fase che prevedeva i sanitari, i sociosanitari, gli ospiti nelle case di riposo, abbiamo avviato la campagna importante per gli over 80 e non appena sarà completata la fase degli over 80 entreremo nell'area della vulnerabilità.
quindi tutti gli aspetti legati alle persone più fragili, le quali oggi sono superate dai essenziali, forze dell'ordine, le forze di polizia, il sistema scolastico, ma non perché vengano prima, vengono considerate prioritari rispetto all'area della vulnerabilità, ma perché l'area della vulnerabilità non può avere quel vaccino che viene invece messo a disposizione dei servizi essenziali. Cioè l'AstraZeneca viene sconsigliato, al di là dell'età, che adesso è un altro aspetto superato, quindi il tema dei 65 anni non c'è più, però c'è un problema di patologie croniche che ognuno di noi ha e che sconsiglia per alcune delle persone che in particolare rientrano per l'area della vulnerabilità, sconsiglia di essere vaccinato con quel vaccino. Quindi noi siamo obbligati a vaccinare le persone della vulnerabilità con le stesse persone con le quali stiamo vaccinando le persone che hanno superato gli 80 anni, che sono considerate la fascia a maggior rischio, perché i morti nel Friuli Venezia Giulia sono stati il 68% di persone che avevano superato gli 80 anni. Nel paese sono state il 60%, la nostra è una delle regioni più vecchie d'Italia, quindi scontiamo questa difficoltà. Quindi noi cerchiamo di completare almeno in prima fase tutta la parte legata nel corso di questo mese agli over 80 e richiameremo entro aprile, le prime settimane di maggio, la seconda dose. Però tutto dipenderà dalle dosi che avremo disponibili, quindi esercizi di questo genere è molto difficile farli. Io mi limito a osservare che il Friuli Venezia Giulia comunque è una delle regioni che sta vaccinando maggiormente, al di là di qualche gufo che ogni tanto mi tocca ascoltare, perché il mestiere mi pone anche questo. Noi stiamo cercando di fare tutto il possibile, il sistema sanitario è questo. Adesso abbiamo messo in campo anche la protezione civile per quanto riguarda la vaccinazione degli anziani a domicilio, che è iniziata nella provincia di Udine oggi e già alcuni giorni fa in altre parti della regione. Stiamo facendo questo sforzo naturalmente per la complessità che ha, con le regole che ci vengono date e soprattutto con i vaccini che abbiamo a disposizione. Avete raggiunto o raggiungerete presto l'accordo a proposito con i medici di famiglia? So che si era creata questa polemica anche di tipo economico. Sì, ho visto una polemica più tra i medici però, no? Cioè io non mi sono permesso di inserirmi all'interno di questa polemica, ho le mie idee che sono note. Domani c'è il comitato tecnico, io mi auguro che questo comitato tecnico si arrivi a una conclusione, perché è chiaro che anche la medicina generale, al pari degli infermieri, al pari degli specializzanti, sono forze estremamente importanti per aggiungersi in una catena organizzativa, e lo voglio dire a tutti i medici, però che deve essere organizzata dall'azienda sanitaria, perché ci sono tutta una serie di cose da mettere insieme. Non è che qui ognuno decide di fare quello che vuole, perché ognuno decide di fare quello che vuole, poi alla fine le cose non funzionano. Senti, le faccio l'ultimissima domanda, magari anche rubando 2 minuti, che dopo andiamo in pubblicità e la saluto. Voi ci avete abituato a restrizioni magari anticipate con scelte coraggiose, come era avvenuto a febbraio dello scorso anno, anticipando questo lockdown con la scelta delle scuole. Lo avete rifatto adesso, per esempio con la didattica a distanza anche per le scuole medie? Pensate di fare nuove restrizioni, magari anticipando un po' il tutto già questo fine settimana? Con, non so, anche delle aree, comprendendo delle aree, magari facendo delle restrizioni per aree. Penso al Coglio piuttosto che nella zona di Manzano, del Manzanese, dove ci sono più problematiche di contagi? Ma guardi, la zona arancione, come la zona rossa, ci dice che noi usciamo di casa soltanto per necessità. La zona rossa ovviamente è più stringente, la zona arancione limita la mobilità all'interno del territorio comunale. Quindi il problema non sono le misure che noi abbiamo adottato dal giallo all'arancione, anticipando addirittura quella che sarebbe stata poi la scelta del governo, e vedremo che cosa uscirà questa sera con il rapporto dell'Istituto Superiore. Secondo me le regole ci sono, il problema è che dobbiamo rispettarle, dobbiamo tutti rispettarle. Noi vediamo tanta gente che rispetta le regole, ma ne vediamo anche altra che non rispetta. E purtroppo è il non rispetto di queste regole che porta davanti alla mutazione del virus al pericolo, perché la sua invasività e soprattutto la sua velocità è aumentata
a metterci in questa situazione. Quindi il problema è rispettare le regole. Io penso che dopo un anno il tema delle chiusure non sia più il tema giusto, anche perché difficilmente riusciremo a farlo passare alla popolazione. Il problema è che non dobbiamo incidere la popolazione sul rispetto delle regole. E queste regole vanno rispettate, perché se noi ci vediamo fuori da un luogo dove è aperto e ci mettiamo vicino e magari ci sentiamo bene anche perché magari abbiamo un'età che ce lo consente e non utilizziamo la mascherina e stiamo uno più vicino all'altro, è chiaro che poi i risultati dei numeri sono abbastanza chiari, no? Quindi è un richiamo al senso di responsabilità da parte di tutti. E guardi, ogni azione che noi facciamo non difende noi stessi, difende prima di tutto gli altri. Va bene. E quindi su questo richiamo credo sia importante far soffermare l'attenzione di tutti. Va bene, grazie. Allora grazie anche con questo invito alla popolazione. Ringraziamo il vicepresidente della Regione Riccardi. Grazie mille e le auguro buona serata. Grazie a voi. Bene, andiamo in pubblicità e poi parleremo anche di negozi, perché sarebbero i primi colpiti con le zone rosse. Eccoci tornati a Screenshot, una regione che va sempre più verso probabilmente la zona rossa. Ma cosa vuol dire entrare in zona rossa? Magari ve lo facciamo vedere, tra pochi minuti chiedo alla regia se riesce a trovare anche un eventuale classico dépliant che si può consultare anche da internet dove viene fuori la zona rossa. Però sostanzialmente i primi a essere colpiti, oltre alle scuole di ogni ordine e grado, quindi alle elementari anche, dove si dovrebbe andare a didattica a distanza, oltre alle medie, come già avviene adesso, che c'è una zona arancione rafforzata, i primi a essere colpiti sarebbero alcuni esercizi commerciali che erano aperti finora, ovvero i negozi. E per questo motivo parliamo con adesso Alessandro Tollon, presidente Federmoda Confcommercio, provincia di Udine. Buonasera. Buonasera, grazie per l'invito. Tollon, la situazione... sì, lei è già partito in avanti, vuol dire che la situazione è già tragica se mi dice così. Sì, beh, già la zona arancione con la chiusura dei ristoranti e dei bar essenzialmente crea già un problema a tutto il sistema commerciale. Se pensiamo adesso anche alla zona rossa è veramente la fine. Ci sono alcune filiere particolarmente penalizzate nel nostro settore, penso alla filiera dei matrimoni, del wedding cosiddetto, che è azzerata, penso alla filiera delle fiere, azzerata, ma anche tutto il resto del commercio è in crisi nera e pensare non tanto a 2 giorni di zona rossa, che ci possono stare visto questo riemergere fortissimo della pandemia, ma pensare che arriveremo a ridosso di Pasqua, dopo Pasqua, ancora con tutte queste incertezze, veramente ci preoccupa, ci sconforta, ci fa cadere le braccia. Tollon, esercizi che possono mollare secondo lei la presa da qui a dopo Pasqua? Magari qualcuno ha già rinunciato in questi mesi, oppure anche in base al sentore che ha. Ecco, vi faccio vedere per esempio zona rossa che cosa vuol dire, perché le facciamo vedere nel frattempo grazie alla regia. La chiusura, vedete, la didattica a distanza per tutti, resterebbero aperti solo praticamente edicole, tabaccherie, farmacie, però sono negozi, chiusura dei negozi tranne i beni alimentari, chiusura di bar, vietato ogni spostamento anche dalla propria casa e poi chiusura di tutte le altre mostre, musei, ma oltre alle varie attività, peraltro sono già chiuse da tanto tempo come palestre e piscine. Ecco, grazie alla regia per questo intervento. Chiedevo a Tollon, c'è qualcuno che ha già gettato la spugna? Qualcuno in questo lungo anno ha già gettato la spugna, si parla adesso
di quasi 1 migliaio di aziende in questa regione che potrebbero chiudere nel settore commerciale. Io mi auguro che questo non avvenga e che subito dopo Pasqua si possa ricominciare. È una cosa che mi preoccupa molto, a vedere dei turisti austriaci e tedeschi che per noi sono fondamentali, sono quelli che vengono a spendere nelle nostre città, nelle nostre spiagge e anche in montagna. Penso alle zone come Tarvisio e Sappada, dove si è azzerato completamente il lavoro, soprattutto senza turisti la cosa diventa drammatica e direi ormai ingestibile. Comunque i costi delle nostre aziende corrono, non è vero che sono fermi. Qualcuno può mettere in cassa integrazione qualche dipendente, però non è la soluzione, le bollette arrivano, comunque ci sono i costi degli affitti e in più la drammaticità della zona arancione in cui noi vediamo calare le nostre vendite in modo drammatico e nello stesso tempo però dobbiamo essere aperti e quindi con tutti i costi che vanno avanti. Diciamo che di male in peggio. È un anno di lockdown questo, l'avevo annunciato all'inizio della puntata, quando lei non era ancora collegato, però si ricorderà il 10 marzo è iniziato il lockdown. E a un anno di distanza avete fatto i conti anche voi della crisi nel vostro settore, quando ci avete rimesso in vendite, la percentuale più o meno? Sì, io direi che possiamo dire che il calo delle vendite supera diciamo il 40% per arrivare in certe situazioni, come dicevo prima, di alcune filiere fino all'80-90%. Nessuno può durare a lungo in questa condizione. Ecco, l'unica nota che vedo come segnale di speranza sono i ristori deliberati dalla Regione proprio in questi giorni, che vedono un piccolo segnale, per esempio per il mondo del commercio, ma anche della ristorazione, dei bar, che si attesta intorno ai 1.000-2.000 euro, diciamo meglio di niente, tenuto conto che la nostra è una regione anche virtuosa che ha aiutato le categorie. Se confrontiamo la nostra regione con le altre, diciamo che è stata un segnale molto importante a favore nostro, perché ci sono stati 70 milioni distribuiti e in parte verranno distribuiti nelle prossime settimane, che un segnale ce lo hanno dato. Il grosso si vedrà nei prossimi giorni con il decreto ristori, il nuovo decreto ristori del governo, che dovrebbe diciamo aiutare in modo molto sostanzioso, spero, chi ha avuto un calo di fatturato di oltre il 30-33%. Si parla, diciamo, mediamente di un 20% sulla perdita di fatturato tra il 2020 sul 2021. Questi sarebbero segnali incoraggianti per cercare di andare avanti, uno stimolo per scollinare questa situazione che, se non viene presa veramente alla grande da parte del governo e della regione per quanto riguarda i vaccini, non saprei proprio dove andiamo a finire. Va bene, grazie Tollon per questo suo intervento. Bocca al lupo a lei e a tutti i suoi colleghi, non solo a lei in questo caso. Grazie. Bene, io vi ringrazio, noi ci vediamo domani, come sempre a Screenshot, solita ora, 19:45, non mancate, arrivederci.